VIP Congress che per quest'anno è la terza edizione e che riunisce a Padova diciamo, i massimi esperti di chirurgia vascolare del mondo. Questa è la terza edizione, è cominciato il VIP nel 2012 con l'incontro dei chirurghi vascolari europei con i nostri colleghi dell'America Latina. L'edizione del 2014, perché siamo biennali, è stata con l'incontro con i colleghi del Nord America e in questa edizione stiamo incontrando i colleghi provenienti dall'Asia. Di cosa si parla in questo congresso? Fondamentalmente si parla delle problematiche della chirurgia vascolare, delle malattie aneurismatiche e malattie di tipo ischemico, ma fondamentalmente è centrato sulla malattia aneurismatica dell'aorta e dell'aorta toracica, dell'arco aortico e dell'aorta addominale. Aneurisma dell'aorta che coinvolge sempre di più persone giovani, si parla appunto di baby boomer. In effetti è così, lo stile di vita degli attuali cinquantenni che hanno visto poca prevenzione fa sì che in questo periodo ci sia un abbassamento dell'età nei pazienti che sono portatori di questa patologia, per cui noi abbiamo un incremento importante del numero dei pazienti affetti da patologie di tipo aneurismatico, sia dell'aorta toracica che dell'aorta addominale. Però la risposta, la cura c'è. La cura c'è perché accanto alla chirurgia tradizionale che si mantiene sempre estremamente valida c'è una chirurgia di tipo meno invasivo, endovascolare, che consente di ottenere risultati quasi sovrapponibili alla chirurgia aperta con una minor invasività e un minor rischio per i pazienti. Quali consigli per il paziente o per chi potesse soffrire di queste patologie? Ma per tutti il consiglio è la prevenzione, uno stile di vita adeguato, poi sottoporsi a degli esami strumentali di screening superati i 50 anni e una volta che si è scoperta la presenza di una patologia aneurismatica rivolgersi a centri di chirurgia vascolare che possano inquadrare e seguire nel tempo e quando è il momento giusto scegliere il trattamento più opportuno per il paziente.